Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e la nostra. Di nuovo Brescia in tavola, che bello, tutti qui intorno alla tavola, apparecchiata dalla nostra Federica. Che cosa ci prepari oggi? Anche risotto al sambuco. La Dai, fine ironia. di ingredienti. Risotto al sambuco, ci vuole il sambuco, ovvero fiori di sambuco ancora acerbi del riso, ovviamente il risotto come fai a prepararlo? L'olio extravergine di oliva, il vino bianco, il formaggio grana e il burro. Ma è bravissimo. Allora, gonde catafero però i fiori lì de sambuco a mossarace. Sì, gonde fai il È rosola. plastica questa, lo dico. Ma che era proprio da deal. La società. Quando io mossarace, i fu un rosolante dell'olio extravergine di oliva, ande una bella pegnato. Come tipo questa pentola potrebbe andare bene secondo te? No, vado il parel. È il parel, sembra che è il parel. No. Ma che bontà! Ma che bontà! Tiziano Sbardo, ma tu da quanto tempo stai in pensione? 30 anni. 30 anni? 30 anni che ti paghiamo la pensione? Ho pagato 36 anni di contributi, a 51 anni sono in pensione. E dove lavoravi? Alla SM, a 2A. Pure la pensione d'oro lo Sbardo, Vediamo adesso, dai, ero l'ultima categoria, ero l'ultimo operaio, sotto dentro operaio normale, sono uscito dopo 30 anni operaio normale. Ma hai fatto carriera, non dico i nomi adesso, lascia stare Concettori. No, non dico i nomi. Non lasciamo stare Concettori, una brava persona. Salutiamo. Che ha avuto fuori con 6 categorie più di me, caporeparto, e lavorava con me, faceva l'operaio, con le luci lì, lampadine, cambiamo i cavi. Vabbè, però umiltà, ma con professionalità, con dedizione, con onestà. Ascoltami Sbardo, qua c'è il parel, cos'è il parel? Il parel era quelle cose le pentole di una volta, il parel che diceva alle pentole, quelle pentole lì che facevano da mangiare e da bere. E tu ce l'avevi il parel in casa? Ma io a casa avevamo poco niente, eravamo poveri come una volta. Il parel vuoto? Parel, ecco. Vuoto era? Sì. La pentola, grazie Sbardo. Prego cari, auguri a tutti, netele tutto, complimenti. Buon Natale. Due. Ok, grazie, ciao. Grazie. E anche Ruffianino se vuole, Hai capito, Sbardo, poveri. Capì cos'è il parel? Il parel è il pentolone grande da mettere sul fuoco, il parel, quello di Asterix, Obelix della pozione magica, era il parel, vedi? Vedi quante cose. Scurtelo. Allora, non manti. Con far rosolare i nostri fiori di sambuco con l'olio extravergine di oliva, adesso giuntago è il ris che funna è scaldombe. Sì. Insieme ai nostri fiorellini di sambuco. Sì. Ma dove si trovano i fiorellini di sambuco? Tantissime petardi. Allora, gonde lascia assorbire tutto l'olio che gomiti dentro. E sfemondo dopo un po' quando l'è beccato con il nosvi. La somma si ga ovviamente, la somma un punini, la fiamma e la somma un attimino evapora. Mettiamo il brodo un punini alla volta per far cosere il riso, un punini alla volta e mesciamo, ma un po' di brodo e avanti. Il segreto mi sé fino a che il riso è cotto. Quando l'è cotto il mante con un po' di butter le deformai grattate e il nostro risotto al sambuco l'è pronto. Ma tu questo risotto al sambuco prima di venirlo a raccontare qui lo hai preparato? Certo. Fallo preparare alla Trattoria Villa Gloria, andate a trovarli. Trattoria Villa Gloria, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.